Anche quest'anno Albignasego ci allieta con la manifestazione Sapori di Primavera, organizzata dall'associazione Punto A, che ha lo scopo di pubblicizzare e incrementare il lavoro dei commercianti del nostro territorio, oltre a dare ai cittadini un'occasione di divertimento e di intrattenimento. Come mai Carnevale di Primavera? Allora, per noi oramai è tradizionale farlo in questa stagione, proprio per la motivazione principale di avere una maggiore affluenza, soprattutto delle famiglie con i bambini, considerando che la stagione primaverile tende ad apportare la gente ad uscire. È una cosa strana, ma originale. Beh, diciamo che è una maniera per uscire adesso che arriva l'estate, e poi diciamo che io sono venuta qua a vedere i carri, soprattutto quello brasiliano, ballando, e vorrei salutare così la mia insegnante Silvia, che stasera suonerà al carro brasiliano. Si comincia con la consueta sfilata dei carri mascherati, accompagnati dai ballerini brasiliani del Carioca Ballet Dancer. Come mai un carnevale in primavera? È una cosa che ti può piacere? Può essere interessante come cosa, da rifare spesso e volentieri, ma noi siamo qua soprattutto per le Carioca Dance. Siamo già arrivati alla quinta edizione e vorrei anche dire che siamo stati regolarmente fortunati, perché avendo sempre avuto brutto tempo, anche questa sera alla quinta edizione diciamo che è una serata bella, tiepida, che fa piacere star fuori e sicuramente sarà motivo di incontro tra amici e i bambini che si divertiranno un mondo. Quest'anno avremo poi la novità rispetto agli altri anni, che per la prima volta avremo il primo carro nostro di Albignasego presentato dall'associazione Proloco, che quest'anno in collaborazione con l'associazione commercianti, i carri saranno circa una trentina che parteciperanno un po' da tutto il Veneto, perché effettivamente abbiamo fatto scelte di carri piuttosto belli e per poter avere i belli bisogna sempre fare molta strada per poterli portare qua.